finge, carabinieri in Borghese, tenta di truffare un'anziana in casa a Conegliano, ma quando la donna si insospettisce l'aggredisce per rubarle l'orologio. L'uomo arrestato dai carabinieri che si rivolgono ai cittadini: se lo riconoscete segnalateci. Le parole del figlio dell'anziana aggredita dal malvivente a Conegliano: mamma è ancora scossa, si chiede come ho fatto a cadere in questa trappola. Nell'inverno più incerto degli ultimi decenni, il 6% delle famiglie trevigiane ha fatto ricorso alla rateizzazione delle bollette. Restano le incertezze, ma la dinamica dei prezzi si sta rasserenando, dice il gruppo ERA Ascotrade. Scontro politico sempre più forte sull'autonomia dopo l'ok del Consiglio dei Ministri al DDL Calderoli. Il ministro a Vicenza: diranno anche che l'autonomia fa perdere i capelli, e conferma la nascita di un super comitato di 50 tecnici. Proprio il costituzionalista Mario Bertolissi, che fece parte della delegazione trattante del Veneto, potrebbe far parte di questo comitato. La decisione del CDM è un primo passo, dice. Il mondo dello sport veneto: all'attacco della regione servono risorse, ma non c'è attenzione nei nostri confronti, dice il presidente del CONI, intervenuto oggi in un evento a Treviso. Ancora una valanga sulle Dolomiti bellunesi, 35enne scialpinista francese travolto dalla slavina sul cristallo a Cortina d'Ampezzo, salve 8 persone che erano con lui. Dall'osteria da Gigi all'oreficeria De Rui, altri 6 negozi del centro storico di Treviso hanno ricevuto il riconoscimento regionale come luoghi di valore e presidi della comunità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca ad aprire questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con una tentata truffa che è diventata una rapina ai danni di una donna anziana di 84 anni nella frazione di Ogliano. Siamo nel comune di Conegliano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che lanciano un appello. Se riconoscete l'uomo nella fotografia che è stata divulgata, la nostra preghiera è quella di contattarci e spiegarci quello che vi è successo. Il sospetto dei carabinieri è che le vittime siano più di una, modus operandi probabilmente collaudato, target gli anziani. Come l'84enne vittima dell'episodio che ha fatto nascere l'indagine. Mirko Levac, 35enne di Vedelago, si è presentato come un carabiniere in Borghese per poi truffare e rapinare un'anziana di Conegliano, strappandole dal polso un Rolex da 10.000 euro per poi ferirla a un braccio. È martedì pomeriggio quando in via Marcorà a Ogliano l'uomo bussa alla porta di casa della signora Anna, spacciandosi per un agente delle forze dell'ordine. Tutto studiato a tavolino. Prima del suo arrivo, infatti, squilla il telefono di casa della signora Anna. Dall'altra parte della cornetta una donna che finge di essere sua nipote. Questa tecnica che viene utilizzata prevede una telefonata all'anziana sul telefono fisso dell'abitazione in cui una persona si spaccia, una donna in questo caso, per la nipote, parlando in dialetto veneto, quindi c'è un approccio immediatamente familiare con la vittima, annunciandole di essere stata coinvolta in un gravissimo sinistro stradale, in ragione del quale, a titolo risarcitorio di presunta cauzione, deve versare gioielli o denaro contante. Dopo la telefonata, l'anziana preoccupata apre immediatamente il cancello al presunto carabiniere. Il malvivente percepisce la perplessità di Anna e allora la afferra bruscamente a un braccio, strappandole l'orologio dal polso per poi correre verso l'auto. Ma ad attenderlo i carabinieri di Castelfranco Veneto, che ormai lo seguivano da giorni. Qualche giorno che lo seguivamo nei suoi spostamenti e, come dicevo, lui si portava nelle vicinanze delle abitazioni parlando al telefono. Questo ci fa presumere che avesse un contatto con qualche complice, ma fortunatamente nei giorni precedenti non è andato a buon fine nessun intendimento delittuoso, ma soltanto nell'episodio di martedì 31 gennaio a Conegliano si è assistito alla materiale perpetrazione di un reato che è poi sfociato in una rapina aggravata con lesioni personali alla vittima. 5 giorni di prognosi per l'84enne per escoriazioni al braccio sinistro. Arrestato invece dai carabinieri di Castelfranco l'incensurato Mirko Levac, ora agli arresti domiciliari, un volto che secondo i militari potrebbe essere riconosciuto da altre vittime. Questo è il racconto della nostra Sharon Di Carlo, che nel pomeriggio è riuscita a contattare anche il figlio della vittima, che dice: mia mamma è ancora scossa e non riesce a credere di esserci cascata. Queste le sue parole. Ricorda a sprazzi la cosa, ma ne ha comunque un ricordo abbastanza presente, anche se
anche se vago. È ancora molto scossa la signora Anna e allo shock si aggiunge anche l'imbarazzo e la vergogna per essere caduta in trappola. Quella telefonata della finta nipote ha fatto probabilmente cadere le sue certezze. A raccontarlo al telefono il figlio della pensionata, Francesco. Mia nipote è la figlia di mio fratello, che fra l'altro abitano a Roma. Non lo so come abbiano fatto a individuare, o se sapessero questa cosa, ma mi pare molto strano, perché spesso mia nipote quando viene su alloggia lì da lei e gira con la sua auto, con l'auto di mia mamma intendo. Per cui diciamo che c'è stata una coincidenza che ha aggiunto verosimiglianza alla cosa. Il fatto che mia nipote fosse in giro con la sua macchina più a Conegliano poteva anche essere, diciamo, in teoria, in pratica non era, infatti poi a freddo ho detto come cavolo ho fatto a credere a una cosa del genere, insomma. E sulla foto resa nota dai carabinieri dell'incensurato Mirko Levac come appello di denuncia ai cittadini, il figlio dell'anziana commenta così. Certo che fa bene a mettere in giro la foto di questa persona qua. Credo che sia opportuno denunciare persone del genere, non vedo perché. D'altronde se non lo facessimo si correrebbe rischio che il giorno dopo siamo in giro ancora. Sempre per la cronaca, dopo 2 settimane di agonia si è spento nel reparto di terapia intensiva del Cafoncello il custode della palestra dell'Istituto Mazzotti, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Non ce l'ha fatta Paolo Malerba, 61 anni, custode della palestra dell'Istituto Mazzotti di Treviso. Dopo oltre 2 settimane di agonia il suo cuore ha smesso di battere per sempre. L'uomo originario di Lecce era rimasto vittima di un incidente il pomeriggio del 16 gennaio quando era caduto da circa 2 metri mentre stava sistemando un canestro di basket. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato d'urgenza a Cafoncello era stato sottoposto a 2 interventi chirurgici senza però mai risvegliarsi dal coma nel quale era sprofondato dopo la caduta. Malerba lascia la moglie e 2 figlie. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire ogni aspetto della tragedia e nelle prossime ore il PM potrebbe decidere se disporre l'autopsia. La notizia della morte del 61enne ha lasciato un profondo vuoto non solo tra studenti e personale scolastico del Mazzotti, ma anche tra le società sportive che usufruivano nel pomeriggio della palestra per gli allenamenti. Palestra che in queste settimane era rimasta chiusa per consentire ai tecnici dello Spisal di effettuare i rilievi previsti. L'Albatros Volley, che ha listato a lutto la propria pagina Facebook, ha voluto lasciare un ultimo messaggio a Paolo, ricordando la sua gentilezza e disponibilità. Ci stringiamo alla famiglia. In tutte le gare del weekend verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordarlo. Dopo tanti anni era diventato una presenza costante, uno della squadra a tutti gli effetti. Ciao Paolo, ci mancherai. Ieri vi raccontavamo l'ok del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sull'autonomia, un primo passo dopo 5 anni dal referendum, ed è già guerra politica, guerra fra territori. Poche ore fa a Vicenza il ministro Roberto Calderoli diranno anche che l'autonomia fa perdere i capelli, ha detto ironizzando ma fino a un certo punto, e conferma la nascita di un super comitato di 50 tecnici tra esperti giuridici ed economici. Queste le parole di Calderoli. Istruzione e sanità e le materie che possono essere oggetto di evoluzioni non sono state definite da questo progetto di legge, ma sono il contenuto della Costituzione riformata dalla sinistra nel 2001, quindi noi prendiamo quello che è il contenuto della Costituzione. E chi dice che l'Italia viene spezzata a metà? 2 mesi che continuo a chiedere dove sia l'articolo, il comma o dove c'è scritto qualcosa del genere. Oggi ho letto anche Maiorino che dice che toglieremo soldi al comune, ma probabilmente l'autonomia farà perdere i capelli, rende impotenti, non lo so dove trovano queste cose, ma ne sparano di tutti i colori. Quali sono i prossimi step, Ministro? Quando verrà riunita la cabina di regia? Avete già un calendario? Guardi, ho proprio predisposto oggi le lettere riferite a tutti i ministeri, a UPI, ANCI e vari soggetti che vi parteciperanno, quindi io credo che proprio a brevissimo, oggi stiamo facendo una cernita, una raccolta di quelle che sono tutte le funzioni legislative e amministrative svolte dallo Stato e svolte dalla Regione.
dopodiché la cabina di regia inizierà a lavorarle. Ci sarà anche un comitato di figure, di tecnici, di esperti, professionisti di alto livello. Ha già individuato delle figure, si è fatto un'idea di quanti dovranno essere, come dovrà composto e come dovrà operare? Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità, siamo oltre i 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori di economia. Ci può dire qualche nome, magari di qualche veneto che ha già collaborato anche con il presidente Zaia, che aveva costruito una squadra di altissimo profilo per l'autonomia? Me ne viene in mente uno che ho proprio sentito stamattina, non giovanissimo. Non c'è ancora il suggello dell'ufficialità, ma l'identikit porta dritto al costituzionalista udinese di nascita, padovano d'adozione Mario Bertolissi, che proprio oggi abbiamo sentito. Anche se siamo al punto di partenza, ma è ormai scoccato il colpo di pistola che ha dato il via alla corsa. Prima di allora eravamo veramente ai posti di blocco. Non nasconde la soddisfazione il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sull'autonomia differenziata. Un percorso che, nonostante il tema sia presente da anni nel dibattito politico, è ora ad un nuovo inizio. Il lavoro fatto negli anni, però, non è sprecato. Prima, fino adesso, c'era una serie spari e dopo si tornava ai posti di blocco perché c'era falsa partenza. Adesso, posso dirlo come testimone, è una vera partenza. Adesso si tratta di far tesoro di tutto quello che è stato fatto finora, ivi compresa l'esperienza fatta in un negoziato nella prima fase con gli apparati centrali, che paradossalmente, sotto molti profili, facilitano, perché se lei si trova di fronte presso i ministeri persone concrete, e ci sono ingegneri, esperti di economia, medici, ci metta tutto quello che vuole, lei vede che lì la macchina comincia ad andare avanti. La cultura giuridica veneta nello Stato centrale non è mai stata riconosciuta. Le vicende della Repubblica di Venezia, con la sua grandezza istituzionale, non è mai stata studiata, mentre l'hanno studiata i costituenti di Filadelfia, e cioè gli americani. Il professor Bertolissi, già membro della delegazione trattante per l'autonomia differenziata della Regione Veneto, non ha dubbi sulla tenuta della coesione nazionale. Penso che sia una grande occasione, l'ho sempre scritto tra l'altro e detto, per il Paese. Se a Roma adesso, per caso, troviamo interlocutori di questo genere, è la volta che si riesce a combinare qualche cosa nell'interesse del Veneto, ma questo è il meno, è il risultato minimale, il minimo sindacale si potrebbe dire. Oserei anche aggiungere che in fondo è irrilevante che ci sia un vantaggio per il Veneto. Che significa? È l'unione che fa la forza. Una partita giuridica, quella dell'autonomia in punta di diritto, ma soprattutto una partita politica con il Partito Democratico, le opposizioni che già vanno all'attacco. Non è una giornata storica, perché è un disegno di legge che deve ancora essere presentato alle regioni, che poi dovrà andare in Parlamento, che dunque dovrà essere portato in commissioni. All'interno delle commissioni verranno chiamati chissà quanti mondi, no? Bisogna trovare un equilibrio, bisogna portare poi di nuovo tutte le decisioni in aula e dopo il voto di aula nel primo passaggio, nel secondo aula del Parlamento e via dicendo. Ecco, io temo che quello che è stato sbandierato ieri come una giornata storica non concluderà nulla di buono, perché nel momento in cui utilizzi un tema così importante per dire che devi portare a casa 23 materie invece di concentrarti nelle 5-6 che davvero servono i veneti, rischi di fare un buco sull'acqua. Per il Partito Democratico l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL Calderoli sull'autonomia non segna un passo in avanti, anzi per il Dem rischia di affossare quanto fatto dai precedenti governi. Per Giovanni Zorzi questa bozza rappresenta una minaccia che rischia di spaccare il Paese, ma non ci convince, continua il segretario per la provincia di Treviso, nemmeno dal punto di vista pratico e procedurale. Il percorso dal punto di vista procedurale, dal punto di vista regolamentare è talmente contorto che è fatto apposta perché questo non abbia nessun esito.
E quindi è chiaramente per noi irricevibile. Noi chiediamo e chiederemo che vengano escluse alcune materie, tra cui la scuola, oltre al residuo fiscale. Quindi impostare un percorso che sia un percorso ragionevole, coerente con quello che sono i principi costituzionali. Sembra che sia stato fatto apposta esclusivamente come bandiera da sventolare per le elezioni regionali. Lettura simile per la pentastellata Erika Baldin, che non nasconde le sue perplessità dopo il passaggio di ieri. Io credo che se ne stia parlando ora e questa bozza arrivi oggi, anzi ieri, in Consiglio dei Ministri per una questione di campagna elettorale prossima che riguarda anche la Regione Lombardia e penso non assisteremo a null'altro di più. Questa bozza è stata modificata, rivista svariate volte, siamo alla 4ª riscrittura e ancora si annunciano modifiche, quindi da qui in avanti la strada da fare è tantissima e non senza ostacoli. E va già al contrattacco il centrodestra di governo. In testa c'è il governatore Luca Zaia che cita a Focus, la trasmissione del nostro direttore Luigi Bacciali, la Costituzione. Se c'è una parte di Costituzione che parla dell'autonomia differenziata è proprio in virtù di una modifica della Costituzione che ha fatto il PD nel 2001. Perché questo è l'assurdo, cioè noi stiamo applicando una Costituzione che è stata modificata dal PD, che è lo stesso PD che oggi si lamenta. Lei capisce che qualcosa non torna. Ricorda la genesi della riforma del titolo quinto della Costituzione Luca Zaia, ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus. Lo fa perché la battaglia politica sul testo presentato in Consiglio dei Ministri ora è totale, con i governatori del PD che lo bocciano senza appello, compreso Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che fino a poco tempo fa sembrava invece uno dei migliori alleati proprio di Zaia nella battaglia autonomista. Da un lato le primarie Dem, dall'altro le imminenti elezioni in Lombardia hanno balcanizzato le posizioni, ma essere spaccata non è solo la politica dei partiti, pure i territori, nord contro sud e viceversa. Come dice il presidente Zaia, è paradossale che siano i sindaci del sud a lamentarsi dell'autonomia quando oggi in realtà si stanno lamentando di un sistema che secondo loro non dà risposte. Evidentemente questo sistema, che non è caratterizzato dall'autonomia, così non funziona. Autonomia significa maggiori responsabilità e maggiore attenzione negli investimenti e nella gestione del denaro pubblico. Resta il fatto che quella che si è aperta a Roma sarà una lunga maratona. È lo stesso articolo 3 del disegno di legge, al primo comma, a dire che ora serve individuare i LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazione con i relativi costi e fabbisogni standard. Questo significa contabilizzare tutte le voci di spesa per ogni singola competenza, un'operazione faraonica mai fatta nel Paese. Soltanto dopo si potranno siglare le intese Stato-Regioni e qui ciascuna potrà decidere quante materie chiedere fino alle 23 consentite dalla Costituzione, non solo. Una volta che la Regione ha deliberato quale materie vuole, si fa un accordo d'intesa, quella intesa passa alla conferenza Stato-Regioni, va in aula una prima volta, torna con eventuali cambiamenti sia in Regione che al Governo. Cioè c'è un iter che è complesso, ma a garanzia che tutto venga svolto nell'assoluta trasparenza. È tutta demagogia quella della nazione spaccata. Una partita giuridica, dicevamo, o politica, ma anche economica. Così il presidente della Camera di Commercio di Treviso, Belluno, Mario Pozza. Direi un grosso risultato. Un plauso va ovviamente al presidente Zaia, che ha tenuto forte il tema, sempre al tavolo delle trattative. Siamo in partenza, ovviamente non è l'arrivo, però finalmente c'è qualcosa di concreto. Plaude il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza all'approvazione in Consiglio dei Ministri della bozza sull'autonomia, ben consapevole che la strada sia ancora lunga, ma quella che il presidente Zaia ha definito una giornata storica è per Pozza un importante passo in avanti. L'Italia rimarrà unita, però sottolinea ci sono regioni che funzionano bene e altre meno. In queste ultime è giusto che il governo intervenga. Chiediamo semplicemente di metterci nelle condizioni di essere sempre protagonisti dell'economia, di essere messi nelle condizioni in un territorio come il nostro, che dà il suo grosso contributo allo Stato centrale, di avere le risorse per tutti quei servizi per cui si pagano tasse.
Per le imprese autonomia significa snellire la burocrazia che rappresenta, evidenzia Pozza, uno dei limiti della nostra economia, e questo non è possibile in chiave competitiva con le altre realtà estere. L'autonomia ci permette di essere più vicini alla nostra regione. Il rapporto tra l'economia e l'istituzione regionale è fondamentale. Lo abbiamo visto durante la pandemia, quando siamo intervenuti con i sostegni alle imprese. Soddisfatti anche i cittadini trevigiani, ma non mancano delle perplessità. Il governo ha detto sì, adesso è stato approvato il disegno di legge. Bene, penso sia una buona notizia per le carenze di questa autonomia, cioè istruzione, medicina e altre due cose che adesso non mi ricordo, ma anche a me non sono tanto d'accordo. Non sono ancora preparato per dare una risposta precisa. Bisogna vedere in cosa consiste, se aumentano le tasse o se le diminuiscono. Sì, aspettiamo di vedere quando ce la daranno, se ce la daranno. Ogni regione dovrebbe pensare e gestire i soldi come vuole. Che l'autonomia possa essere un passo importante, sì, bisogna capire quali saranno i limiti che verranno posti. No, non sono contento dell'autonomia perché chiaramente crea un disagio all'interno di uno Stato che si chiama Italia, creando regioni ricche e regioni povere, con tutte le conseguenze. Io sono siciliana e so che le regioni del sud già sono in crisi per tante cose, metti ferrovie, scuole, asili, e in questo modo ancora maggiori sarebbero le diversità. L'autonomia potrebbe anche andare bene, ma come è concepita è veramente una frantumazione, una diversificazione fra quello che è le regioni del nord e le regioni del sud. Era ora, è un parto un po' lungo, comunque ce l'abbiamo fatta, speriamo adesso che la vadino, che la mettino nel momento giusto, ossia che facciano le cose che abbiamo per cui abbiamo votato. Comunque è un primo passo verso una certa autonomia, senza sbilanciare le 20 regioni italiane, secondo me. Ma per essere contenti siamo contenti, ma come si vocifera ho paura che non cambierà mai nulla. Restano poi i temi di ogni giorno, quelli più pressanti su tutti, l'inflazione record, il caro bolletta. Pensate che sono circa il 6% le famiglie trevigiane che hanno chiesto o stanno chiedendo la rateizzazione delle bollette. Noi abbiamo aiutato per tutto il 2022 le famiglie più in difficoltà, diciamo, col pagamento delle bollette, cercando di spalmare la spesa, no? Quindi le bollette invernali, che sono tendenzialmente più alte, cioè spalmandole su un periodo più lungo in funzione delle esigenze dei clienti. L'abbiamo fatto, abbiamo aiutato circa il 6% dei clienti e devo dire che, diciamo, questo è stato utile perché, diciamo, ha impedito distacchi di fornitura. Sono migliaia quindi le famiglie che grazie alla rateizzazione hanno evitato e stanno evitando il peggio nell'inverno più incerto dal punto di vista energetico degli ultimi decenni. A certificarlo Cristian Fabbri, direttore centrale mercato del gruppo Era, colosso di cui fa parte Ascotrade. Questo meccanismo unito al bonus sociale, questo lo ricordo a tutti i cittadini, chi oggi ha un ISEE, diciamo, fino a 15.000 euro può ottenere un significativo beneficio in bolletta, però bisogna ricordarsi di, diciamo, avere l'ISEE e di caricarlo sul sito dell'INPS. Inevitabile a questo punto guardare ai prossimi mesi, dopo che l'autorità di regolazione per l'energia, l'ARERA prima, e il ministro all'economia Giorgetti poi hanno certificato la discesa del prezzo del gas di oltre il 30% tra dicembre e gennaio. A fare la differenza la politica degli stoccaggi di gas. Quello che, diciamo, si può prevedere è che, diciamo, questi 4 miliardi di disponibilità, che sono il 6-7% dei consumi, non dovranno essere recuperati nel corso del 2023, in più arriverà il rigassificatore di Piombino che porterà, diciamo, altri 3-4 miliardi sul 2023. Tutto questo, diciamo, aiuta, diciamo, a compensare il calo del gas e quindi a rasserenare i prezzi sia in Italia e altre iniziative in Europa.
Inflazione che ha innescato un vero e proprio effetto domino anche sulle case di riposo. Questa è la nuova allerta che arriva dal sindacato, dalla CISL. In questi giorni le famiglie, gli anziani che sono ricoverati nelle case di riposo sono alle prese con un aumento delle rette che variano dai 90 ai 150 euro al mese, aumenti che vanno di fatto a pesare sui bilanci delle famiglie e degli anziani. L'allarme è della CISL FNP Belluno Treviso, che dati alla mano fotografa la situazione che stanno vivendo gli anziani e le loro famiglie di fronte ai rincari praticati dalle case di riposo, alle prese con il caro bollette e rinnovi contrattuali che hanno portato ad un aumento del costo del personale. Un anziano in casa di riposo a Treviso, mediamente attorno agli 80 anni, percepisce mediamente una pensione di 902 euro al mese lordi. Se non autosufficiente ha diritto all'accompagnatoria, che è di 527 al mese. Un ricoverato non autosufficiente in casa di riposo, la retta costa dai 2.800 ai 3.200 e oltre il mese. Per quanto riguarda le rette, la Regione interviene economicamente a sostegno delle famiglie che però devono fare i conti con il caro vita, pensioni che hanno subito un adeguamento contrattuale del 7% a fronte di un'inflazione arrivata al 10%. Trovarsi con gli aumenti del costo della vita, l'aumento delle accise di questi giorni, le case di riposo che di fatto devono integrare le rette, sta creando seri problemi, specialmente alle famiglie che vivono con più di disagio. Dal sindacato la richiesta di un incontro con i vertici delle RSA per trovare un'alternativa all'aumento delle rette. Provare a vedere se è possibile anche riorganizzare le case di riposo, riorganizzare le attività delle case di riposo. Noi abbiamo tante piccole case di riposo, piccolo è bello ma è anche costoso, quindi lavorare insieme per vedere se è possibile creare consorzio nelle attività e nei servizi è una cosa importante. Dopo vari slittamenti, ora è ufficiale, è stato convocato per domenica 12 febbraio al Maggior Consiglio di Treviso il congresso provinciale della Lega. Gli oltre 1000 militanti potranno votare dalle 8:30 alle 17, poi inizierà lo spoglio delle schede. In quella giornata non ci sarà solo l'elezione del segretario provinciale con la corsa 4 tra Riccardo Barbisano, Giuseppe Paolin, Luciano Dussini e Dimitri Coina, ma anche del Consiglio direttivo provinciale e dei delegati che prenderanno parte al congresso regionale. Per noi ancora cronaca, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso, dove questa mattina è partito un vero e proprio grido d'allarme, anche una strigliata a dirla tutta da parte del CONI, destinataria alla Regione. Quest'anno per lo sport abbiamo, invece che un 1,8 che è già indicibile, abbiamo 1, 6 e 30. Con la situazione difficilissima dell'uscita dalla pandemia e della crisi energetica, io faccio una provocazione, andrebbe bene anche 0 a questo punto. Il messaggio forte e chiaro è arrivato nel corso di una premiazione in comune a Treviso, nessun convenevole per il numero 1 del CONI Veneto Dino Ponchio, che è andato subito al punto strigliando la regione. Parto con una battuta, io ho la carriera dietro le spalle, quindi non devo fare carriera e quindi dico quello che penso. La Regione Veneto naturalmente, perché ci sono problemi di bilancio generale, perché la coperta è corta, ma lo sappiamo benissimo, ma si tira sempre dalla nostra parte, siamo sempre noi scoperti, noi sport. Il mio collega della Liguria, regione che è un terzo, un quarto, un quinto, mettiamo un terzo del Veneto, non voleva darmi le cifre della regione Liguria allo sport perché ha detto si vergognava, è il triplo di quello che ha il Veneto. Insomma, va bene la crisi, ma il Veneto, dice Ponchio, è l'ultima regione in Italia per risorse al settore, una vera e propria galassia di società, giovani volontari che adesso guardano anche alle Olimpiadi di Milano Cortina. Mi batterò fino alla morte per i 200.000 che la regione dà al CIP perché non calino, ma mi batterò anche fino alla morte perché non calino i 400.000 che sono scandalosi allo sport organizzato delle federazioni che consta in 650.000 tesserati, 180.000 addetti ai lavori, presidenti, volontari, tutti volontari e 13.000 rotte società sportive.
Ritorniamo alla cronaca. È uscito di strada ed è finito con l'auto dentro un fossato a ruote in su. L'incidente è avvenuto in via Postumia poco dopo il centro di San Biagio in direzione Ponte di Piave. Nel primo pomeriggio di oggi l'automobilista è riuscito a uscire da solo dal veicolo senza riportare grosse ferite. Sul posto l'ambulanza del SUEM 118 e la polizia locale per accertare la dinamica del sinistro. Treviso ha 6 nuovi negozi storici, il riconoscimento consegnato a Casugana nel primo pomeriggio di oggi. La trevigianità accompagnata negli anni, un riconoscimento alle attività storiche della città consegnato in sala Arazzi del Comune a un centro contabile, un'oreficeria, un'ortofrutta, un'osteria, un'ortofrutticola e un negozio di antichità, che entrano ufficialmente nel registro regionale in quanto luoghi di valore storico per la comunità. Una città vive dell'anima dei propri rappresentanti e l'anima di questi commercianti è davvero forte e ha formato con le loro attività generazioni di trevigiani. Loro non sono solo delle attività commerciali, ma sono la storia che ha accompagnato questa città. Un incontro che mette insieme 3 mondi pubblici, Comune, Ascom e Regione del Veneto, nella consegna delle targhe realizzate poi da Ascom, nel riconoscimento attribuito a chi ha interpretato e accompagnato la comunità nel corso degli anni. Le luci accese erano le vostre quando non potevamo stare più lontani da casa di 200 metri, cioè il segno della comunità c'era e era la vostra. Un ruolo sociale di aggregazione, luoghi che rappresentano l'anima della città, il ricordo dei momenti difficili creati dalla pandemia e la celebrazione di attività che rappresentano Treviso e che negli anni hanno fatto storia e ancora esprimono la città pur avendo passato il testimone. Una parte, una L di quella mattonella probabilmente l'ho pagata io in mozze, in scolasse, in cedri e quant'altro, considerato quanto ho frequentato quell'attività. Adesso vediamo le previsioni del tempo del weekend con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Un campo di alte pressioni interessa ancora le nostre zone, si va attenuando, però è ancora in forza per impedire il grosso dei sistemi perturbati che sono costretti ancora a scorrere a nord delle Alpi, lasciano infiltrare un po' di aria umida e qualche nevicata, ma sui versanti esteri delle montagne. Da noi, anzi, c'è da dire che col permanere dell'alta pressione le foschie diventeranno sempre più insistenti in pianura, anzi si trasformeranno in banchi di nebbia, ma soprattutto il ristagno delle masse d'aria favoriranno un accumulo di materiali inquinanti e quindi inevitabilmente aumenterà l'inquinamento. Più in dettaglio naturalmente su Treviso, tutto il Trevigiano, cielo in prevalenza sereno in teoria, poi purtroppo abbiamo detto le foschie e qualche banco di nebbia coprirà in parte il cielo nelle prime ore del mattino, ma poi il sole avrà la meglio. Un tipo di tempo che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, ripeto, col fenomeno della foschia che sarà sempre più insistente. Fine prossima settimana cambierà qualcosa in termini di pioggia e forse di qualche fiocco di neve, ma su questo ci torneremo. I venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature ecco, -1, -2, ma soprattutto intorno allo 0, quindi piccole gelate notturne, le massime dai 7 ai 9 gradi. L'alto Adriatico per ora è mosso, ma tende a poco mosso. È tutto. Andiamo a Belluno. In apertura la cronaca, sono gravi le condizioni di uno scialpinista francese di 35 anni coinvolto da una valanga mentre con una comitiva di connazionali stava scendendo dal versante nord del Cristallo a circa 2000 metri di quota verso Carbonin. Un altro compagno di escursione ha perso gli sci ed è riuscito a rimanere fuori dalla massa di neve mentre il 35enne è stato trascinato per oltre 500 metri. La valanga si è staccata attorno alle 15 e l'allerta al 118 del SUEM di Pieve di Cadore è scattata 10 minuti dopo. I soccorritori hanno raggiunto lo scialpinista estratto dalla neve dai compagni e a loro volta sono subentrati nelle manovre di rianimazione. Il 35enne è stato recuperato e portato in elicottero all'ospedale di Trento per l'attivazione della circolazione extracorporea necessaria per il riscaldamento. Incolumi gli altri componenti della comitiva che per timore di altri distacchi sono stati imbarcati dall'elicottero dell'Air Service Center e portati a valle. In zona hanno operato oltre all'equipe del SUEM dell'ULSS
l'ULSS Dolomiti, gli uomini del Soccorso Alpino di Cortina con la Guardia di Finanza e 2 unità cinofile. I soccorsi dall'alto sono stati resi difficili dal forte vento segnalato con allerta anche nel bollettino dell'ARPAV, neve e valanghe, che evidenzia un grado di rischio slavine pari a 3 su una scala di 4. Anche per questo l'ULSS Dolomiti in una nota raccomanda la massima prudenza e responsabilità. Il lupo, l'allerta per il lupo è stata oggetto stamane di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sentiamo cosa è emerso. Una quindicina i branchi di lupo censiti in provincia di Belluno, tra gli 80 e i 120 esemplari complessivi. Una popolazione normale e assolutamente compatibile con il territorio montano della provincia. Comincia da questi dati a parlare di lupi il prefetto di Belluno al termine di un incontro voluto con i sindaci di Belluno, Feltre, Perarolo, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Lorenzago, Lentiai, Auronzo e Seren del Grappa, che hanno fatto segnalazioni. Provincia, Regione, Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale. Ci occupiamo del lupo, quindi siamo moderatamente preoccupati, nel senso che non potrebbe non esserci in un territorio montano, totalmente montano come la provincia, come quello della provincia di Belluno, ma i tecnici, gli esperti stimano una presenza normale, un centinaio di unità. Nessun elemento di pericolo, ma la giusta attenzione e il dovere di evitare comportamenti attrattivi per il lupo, come il lasciare in giro immondizie, piuttosto che avere animali incustoditi o non sufficientemente protetti. C'è da fare una corretta informazione per mantenere l'habitat naturale, il lupo che vive nei boschi, nelle montagne e che diffida dell'uomo. In provincia di Belluno sono 150 anni che non ci sono aggressioni a esseri umani e i 29 allevamenti che hanno installato recinzioni elettriche non hanno più subito predazioni. In una scala ipotizzata da 1 a 7, Belluno è al punto 4, che significa nessun pericolo ma richiesta di attenzione. Nessuna azione visibile, uso spregiudicato della politica della notizia e analfabetismo istituzionale. Senza appello il giudizio del gruppo consigliare Insieme per Belluno Bene Comune sull'amministrazione De Pellegrini a pochi giorni dal varo del documento unico di programmazione del bilancio previsionale. Non è un giudizio buono perché si stanno un po' concretizzando i nostri timori, vale a dire una programmazione dei lavori insufficiente per il Consiglio Comunale, per i consiglieri e le scelte di bilancio che sono naturalmente opposte rispetto alla nostra visione della città e dei bisogni delle persone. Hanno sospeso il giudizio speranzosi di poter essere smentiti dai fatti fino alla presentazione del bilancio previsionale, ma il preambolo di questi mesi era già un segnale di allerta e la delusione sull'azione politica della Giunta De Pellegrini oggi è tangibile per il gruppo consigliare Insieme per Belluno Bene Comune. Bilancio e documento unico di programmazione fotografano una situazione già critica per la città. Chiediamo maggiore attenzione al sociale, chiediamo maggiore attenzione all'ambito culturale e chiediamo soprattutto delle linee programmatiche chiare rispetto alla gestione delle società partecipate, sulle quali si giocheranno delle partite molto importanti nei prossimi mesi. Per Bellunum e le società del gruppo BIM il 2023 sarà un anno di grandi novità. Per la prima in ballo l'acquisto delle quote da Dolomiti Ambiente, ha spiegato il consigliere Rasera Berna. Per le seconde atteso il pagamento del corrispettivo della gara del gas e per l'uso delle reti. Il DUP nulla dice. La situazione è preoccupante perché non si sa che fine faranno le decine di milioni di euro in ballo, per non parlare del silenzio su opere pubbliche, mobilità, cultura e, come ha sottolineato la consigliera Bavasso, nessuna visione futura su giovani e famiglia. Io ne ho vista poca di concretezza a sostegno delle famiglie. Il gruppo ha stigmatizzato il ruolo attuale del sindaco De Pellegrini e ha rivendicato la centralità del Consiglio Comunale. Le regole ci sono, gli strafalcioni di metodo pure, ma avvisa Insieme per Belluno Bene Comune, sulle questioni gravi esistono i garanti delle regole. Voltiamo decisamente pagina. Oggi 3 febbraio è la giornata dei calzini spaiati, nata per sensibilizzare sul tema della diversità. Per l'occasione i centri diurni dell'ULSS 1 Dolomiti hanno realizzato un fumetto e un video che vi mostriamo. La storia è ideata e scritta dal centro Clessidra, i disegni invece sono realizzati dai centri Libellula di Pieve di Cadore e di Belluno Cusighe.
È tutto per questa edizione, non ho aggiornamenti da darvi dell'ultima ora né da Belluno né da Treviso. Vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Prosegue senza sosta il dominio dell'anticiclone delle Azzorre. Sarà una giornata asciutta. Il dettaglio di sabato 4 febbraio. Sul Veneto cielo a tratti coperto al mattino con qualche nebbia in pianura, ma in dissolvimento con il passare delle ore, con più sole un po' dappertutto, precipitazioni assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso con foschie e nebbie di notte e prima mattina, specie in pianura e sulle zone costiere. In quota soffieranno venti forti da nord-ovest, sulla costa bora moderata. Temperature minime intorno a -1, 4 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, ce lo mostra la grafica, con residue nevicate di mattina sui settori più settentrionali. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.